Onorevole, chiedo scusa, anche una questione informativa, perché la gente, il cittadino, possa sapere dove andare a rivolgersi. Certe volte al pronto soccorso diventa la risposta automatica, esatto, che fa scattare il nostro cervello prima di ragionarci. Torno alla politica, perché in questo Consiglio regionale straordinario ci sarà appunto il tema, l'abbiamo detto, l'ordine del giorno, però c'è un punto in sospeso che, fatalità, riguarda ancora la sanità, che è quello del servizio ispettivo. Ricordiamo che c'è una polemica, un tiro alla fune, se non la vogliamo definire battaglia, su chi controlla cosa. Il tentativo di portare il controllo sul servizio sanitario al Consiglio, sottraendolo alla Giunta, che sembra una cosa banale, perché controllerà dove ci sono tutti, e invece non è così, no, finora, Bottacine? No, noi forse giovedì arriveremo a discutere l'ordine del giorno che abbiamo chiesto, perché prima dobbiamo concludere la discussione appunto sul servizio ispettivo. Il servizio ispettivo sono sostanzialmente i controlli che vengono fatti sul sistema. Il sistema sanitario è molto ampio, spende un sacco di soldi, sono molte decine di migliaia gli operatori, i centri, insomma è necessario che ci sia un servizio di controllo. Quello che noi affermiamo è una cosa banalissima: la giunta regionale è responsabile della gestione, non può essere in capo alla giunta regionale il controllo, perché altrimenti non è un controllo, e allora portiamolo a un organismo terzo, democratico, che è il Consiglio. Su questo c'è una resistenza feroce, mi auguro che anche dai colleghi dell'opposizione, tra l'altro l'iniziativa è venuta da un collega dell'opposizione, ecco, non è della maggioranza, scusate, sì, che fa opposizione con la maggioranza, perché qualche problema in questo momento la maggioranza in Consiglio ce l'ha. Anche i colleghi di maggioranza, me lo auguro davvero, perché in quinta commissione sanità, noi abbiamo discusso a lungo un provvedimento sostanzialmente identico, nella sostanza identico a quello che ha presentato il collega Zanon, e su quello c'era l'unanimità, c'era l'accordo su tutti, abbiamo discusso a lungo. Allora prendiamo l'occasione, l'appello che faccio, l'augurio che faccio, insomma, non tanto al Consiglio ma proprio al sistema sanitario del Veneto, è che il Consiglio si riappropri anche con un po' di orgoglio della sua funzione, del suo ruolo, e approvi questa legge, porti in capo al Consiglio regionale il controllo, perché allora efficienza e efficacia potranno essere più facilmente raggiunti, perché chi controllerà il lavoro della Giunta non saranno gli stessi che fanno il lavoro. Consigliere Rizzato, sempre in quinta commissione, un altro tema che è sanità, anche questo, e che è un tema delicato, pesante della nostra situazione quotidiana, è quello degli infortuni sul lavoro. Se ne è parlato, si è fatto il punto della situazione e si è scoperto cosa, Rizzato? Se ne è parlato perché noi abbiamo chiesto al Presidente della Commissione Bazzoni, che ha accolto subito la nostra richiesta, di discutere, di fare una verifica sull'attività dei servizi di prevenzione nel Veneto, anche a fronte della situazione di emergenza che c'è riguardo alla sicurezza del lavoro, ai continui incidenti anche mortali, e soprattutto mortali, che capitano nella nostra regione. E di fatto questa consultazione fatta con tutti i dirigenti degli SPISAL, cioè i servizi di prevenzione per la sicurezza del lavoro del Veneto, insieme con i tecnici che si occupano direttamente di prevenzione e che fanno le visite ai sopralluoghi, i controlli nei cantieri di lavoro, ha dato questo risultato, cioè la situazione a fronte di una regione che ha una struttura economica con circa 400.000 aziende. Abbiamo 130 tecnici della prevenzione, 130 tecnici che sono deputati ad andare a fare i controlli. Il dottor Sarto, che dirige lo SPISAL di Padova, ha affermato che utilizzando tutte le risorse allo spasimo, cioè tutte le risorse umane che ha, riesce a visitare il 10% delle aziende della provincia di Padova. Questo dà la dimensione di quanto bisogna investire in risorse umane e anche in risorse tecnologiche per la sicurezza nel lavoro. Quindi questo incontro che abbiamo promosso ha sollevato questo problema, al di là della retorica con la quale si affronta il problema della retorica, che non è una retorica cattiva, per carità, ma al di là delle chiacchiere dobbiamo trovare le modalità per fare un controllo effettivo e anche un servizio di prevenzione reale. Nell'insieme del riparto delle risorse, a cui faceva accenno prima Diego, la prevenzione dovrebbe occupare nei 3 livelli essenziali di assistenza il 5% del fondo sanitario regionale. Non arrivano mai le ULS a spendere il 5%, perché dirottano probabilmente quelle risorse in altre direzioni.
all'interno di questo 5% le risorse che vanno per la prevenzione dei luoghi di lavoro sono ancora assolutamente insufficienti rispetto all'emergenza che può esserci nel Veneto. Quindi partendo da qua la Commissione ha dato una serie di direttive alla Giunta regionale. Che speriamo le segua. Se andiamo verso la conclusione, volevo chiedere al dottor Genisi: c'è la consapevolezza che in un momento di difficoltà anche la sanità deve risparmiare? Si possono mantenere i livelli di assistenza o magari migliorarli senza dover investire necessariamente ancora tanto? Perché questo pare, no, che in questo momento storico c'è un bisogno, una necessità di questo tipo. O la sanità resta quel bene primario intangibile per cui prima la garantiamo e poi discutiamo quanto ci costa e perché ci costa? Lei mi fa una domanda a 100 milioni di dollari. No, lei in questo momento non mi sta facendo una domanda tecnica, ma una domanda politica, tra virgolette. È un parere del tutto personale, io non faccio il politico, io faccio il medico. Io non sono convinto che, vedendo anche realtà straniere con cui sono venuto a contatto, che la sanità pubblica, cioè che lo Stato possa garantire a tutti indistintamente e in maniera indistinta, a secondo del reddito, una sanità gratis a tutti. No, mi dispiace, non sono convinto, non so cosa ne pensino i presenti. Io sono convinto che sia una illusione, sia una chimera. Se vogliamo mantenere un certo standard qualitativo, se dovessi fare un esempio, dovremo cadere per forza in un concetto che esiste già. Esiste il concetto per cui c'è un'aliquota differente di tassazione per chi guadagna di più. Chiaro. Per conto mio dovremmo cadere, o meglio, un parere ripeto tutto personale, in un concetto di questo genere. Chi più ha, più deve contribuire alla propria spesa. Chiarissimo. Ecco, Dottore, anche dal punto di vista sanitario. Prima di fermarci, un'ultima battuta con Diego Bottaccin, perché poi credo che il tempo a nostra disposizione stia scadendo. Questa regione non ha saputo ancora darsi uno statuto, è una regione che sulle comunità montane ha deciso di non decidere. Stiamo parlando di sanità. È una cosa che, lo ripeto, tocca al quotidiano di ogni cittadino. Su questo riusciamo a trovare il modo di decidere questa volta, di rivedere quel piano, quella programmazione, senza la quale credo sia anche difficile poi fare buona sanità. Io me lo auguro davvero, perché ormai la legislatura volge all'ultimo periodo, insomma meno di 2 anni, se poi calcoliamo che gli ultimi mesi saranno in campagna elettorale, insomma abbiamo un anno di lavoro. Un anno utile, è indispensabile che non sprechiamo quest'anno, lo dico assumendomi pienamente la responsabilità anche di un consigliere, di un gruppo che sta all'opposizione, perché se vogliamo che i prossimi 5 anni, 10 anni possano garantire una sanità migliore, noi dobbiamo riorganizzare la ripartizione delle risorse, dobbiamo riorganizzare gli ambiti, dobbiamo trovare strade efficaci per spendere meglio, risparmiare nei settori dove si spende di più. Abbiamo fatto alcuni esempi qui, perché è l'unico modo per poter garantire gli investimenti necessari e sempre crescenti. Dobbiamo insomma fare delle scelte, dobbiamo incentivare la nascita della medicina territoriale di gruppo, altra cosa straordinariamente importante che dove sta nascendo dà dei risultati. È stato fatto bene l'esempio dell'intasamento dei pronti soccorso, ma oggi dov'è il medico di base che dà 2 punti di sutura, che cura una congiuntivite, se sono condannati a fare i team deve essere incentivata alcune esperienze che ci sono, dove 7, 8, 10 medici lavorano insieme, riescono a fare la telemedicina, riescono a dare sul territorio una serie di risposte che oggi e devono coprire più tempo. Oggi il venerdì alle ore 13 del venerdì, dove diavolo va un povero Cristo che abbia il gusio di avere... Finisce il pronto soccorso a fare le cose. Ci dobbiamo purtroppo fermare qui, ma torneremo a parlarne anche sulla base magari degli esiti, perché ripeto, sanità sulla base degli esiti di quel Consiglio. Ringrazio gli ospiti. Ivana Foco, segreteria regionale della CGIL Funzione Pubblica. Sanità, faccia una richiesta in un secondo al Consiglio che si apre, la prima
cosa di cui devono occuparsi? Beh, insomma, mi pare evidente più personale della sanità per quel che ci riguarda, insomma, anche riferendomi proprio all'esempio che faceva alla questione degli grazie a Ivana Fogo, grazie al dottor Claudio Genisi, primario di oculistica al San Camillo di Treviso, per essere stato con noi, grazie a Claudio Rizzato, consigliere regionale del Partito Democratico, a Diego Bottaccini, anche egli consigliere regionale del Partito Democratico, a chi ha lavorato, a voi che ci avete seguito da casa. Veneto Democratico vi dà appuntamento tra una settimana alla stessa ora, non mancate, arrivederci, rimanete in compagnia dei programmi di Telenuovo.